ringrazio Silvia e soprattutto anche perché hai già anticipato alcune osservazioni alle quali io tengo molto per presentare sia il progetto Venezia che anche per presentare Vittorio Resto, che è appunto il compito che ho questa sera. Io definirei Vittorio, e spero che non ne abbia, come custode della memoria, però vorrei spiegare che cosa intendo per custode della memoria e qui proprio appunto alcune affermazioni fatte dalla Silvia mi vengono in aiuto, perché per me insomma, la memoria è soprattutto consapevolezza. E Vittorio è un profondo conoscitore della laguna di Venezia, ma non solo della laguna, ma anche diciamo, di quella fascia della terraferma veneziana che sulla laguna si affaccia. E come lui stesso ricorda nelle brevi righe che ci ha trasmesso appunto per individuare il suo curriculum, nel 1987 questa fascia è stata riconosciuta sia una laguna come diciamo, un sito UNESCO. Ecco, quindi parlare di queste aree significa anche non solo ricordare, ma significa anche essere consapevoli del valore attuale, del presente e per il futuro che queste aree hanno, e in particolare l'area di cui parleremo oggi. Ma fra un po' verrò a spiegare come mai ci siamo concentrati proprio su un'area abbastanza ristretta, insomma, perché diciamo, tra San Giuliano e il Forte di Marghera, ma poi cercherò di spiegarlo. Ecco, ho detto custode della memoria. Custode della memoria significa anche per me memoria, e anche un'altra delle qualità che riconosco a Vittorio, memoria significa condivisione. E Vittorio è tra gli appassionati di storia della laguna e di Mestre uno di quelli che si è distinto maggiormente per aver condiviso i suoi studi, le sue ricerche, le sue ipotesi, le sue conclusioni. Sicuramente molti di voi conosceranno Vittorio per le iniziative che lui ha tenuto per ricordare l'opera di Tito Ernesto Canal, ma Vittorio non si occupa solamente di questo, perché lui da molti anni, prima mi diceva addirittura dal 1999, pensavo che fosse di così tanto, da molti anni gestisce delle comunicazioni sul web, via internet, e uno dei siti che appunto che lo vede, che è gestito da lui stesso, che lo vede molto attivo, è quello che si chiama restovenezia.it, che se non avete mai aperto, non avete mai consultato, vi invito a farlo, perché è uno dei siti più ricchi di notizie sulla laguna di Venezia. Non solo perché Vittorio è un velista, quindi potrete trovare in questo sito tante notizie sulle associazioni di Punta San Giuliano e così via, delle sue passioni, ma perché in quel sito, guardandolo attentamente, voi scoprirete una documentazione storica straordinaria, che è il frutto dell'attività appunto, che questi circoli hanno fatto, e soprattutto il circolo velico, come vi spiegava, di conoscenza e di messa in condivisione della cartografia storica sulla laguna di Venezia, ma non è semplicemente la riproduzione fotografica, è anche la restituzione dei toponimi, la traduzione di toponimi antichi in recenti, l'indicazione, l'individuazione di luoghi scomparsi dove si trovavano e così via. Quindi un lavoro di indagine, di ricerca che non posso certamente spiegarvi in due parole, e che pertanto vi invito a guardare con calma a casa, appunto il sito è restovenezia.it, guardatelo e rimarrete sbalorditi dalla sua ricchezza, ma Vittorio è anche attivo su Facebook, quindi se voi entrerete in Facebook e digitate il suo nome potete trovare anche lì tanti altri contributi che Vittorio ha dato in questi anni. Memoria, se Vittorio è proprio custode, come ritengo, significa anche passione. Vittorio Resto è appassionato, è un desideroso di conoscere il suo territorio, potrei dire da sempre, perché in una conversazione che abbiamo avuto mesi fa mi diceva
Venezia, a cercare di dare una nuova prospettiva alla storia di Mestre. Una delle affermazioni che ho avuto modo di fare anche nelle scorse conferenze, nelle scorse presentazioni, è che occorre rivedere la storia di Mestre, sulla quale hanno lavorato decine di studiosi e di appassionati, da un punto di vista diciamo diverso, cioè di guardare a Mestre come la porta da terra di Venezia. Venezia ha due porte, come i palazzi veneziani, ma una porta da mare che è stato l'ingresso del porto di Lido, al quale sono transitate tutte le navi che hanno fatto la storia dei commerci e delle imprese militari di Venezia. Ma poi ha una porta da terra che è appunto Mestre, che viene aperta, inaugurata nel momento della conquista stessa di Mestre, 1337 e seguenti. Queste due porte poi sono riprese simbolicamente da Venezia, perché la porta da mare simbolica dei veneziani sono le due colonne in piazzetta San Marco, ma c'è la porta da terra che è l'ingresso della torre dell'orologio. La porta da mare è quella che parla della Venezia proiettata verso l'Oriente, ma la porta da terra, in questo caso Mestre, è quella che parla dei commerci verso il continente, verso terraferma e soprattutto verso l'Europa. I veneziani, come molti di voi sanno, quando hanno conquistato Mestre, una delle prime iniziative urbanistiche che hanno intrapreso è stata quella di costruire il Canal Salso, che è quello che ha aperto una via straordinaria ai traffici acquei della laguna per consentire di portare le merci fino a quella che era Piazza Barche. E il punto in cui si innesta lo scalo del Canal Salso, o anche Cala Gradeniga, unitamente di fianco all'antico borgo di Marghera, si chiamava Margera, ma insomma lo chiamiamo Marghera, ricordando di non confonderlo con la Marghera attuale. Per intenderci, l'antico borgo sorgeva dove adesso si trova il Forte Marghera, l'unica vestigia che troviamo di quell'antico borgo è quel ponte a tre archi che trovate, sul quale è stata costruita, adesso attualmente c'è una bellissima biblioteca. Ecco, questi due siti, Marghera e il Canal Salso paralleli, sono il cuore di questa porta da terra, sono la zona più delicata, sulla quale Venezia pone le sue attenzioni, non solo per i lavori pubblici, ma anche per i commerci. Ecco, io partendo da questa visione, da questo inquadramento, mi sono arrischiato a chiedere a Vittorio di fare altrettanto e di cercare di spiegarci bene che cosa è successo in quest'area, non certamente solamente in un periodo ristretto, ma poi questo lo deciderà lui. E per questo lo devo veramente ringraziare, perché di solito quando invito qualcuno a parlare, per me è un onore sentire quello che conoscono, e per me oggi è un onore non solo